questa sera, visto che siamo proprio un po' eterogenei, non ho portato slide e cose, lezioni accademiche per fare un po' così, però mi piacerebbe portare un po' la testimonianza del mio, in modo particolare, centro di aiuto alla vita, perché lì opero, diciamo, e trovare anche con voi degli spunti, delle domande, se avete delle domande, qualcosa per affrontare e magari migliorare certi aspetti se dovessero esserci queste necessità. Intanto lo dico anche per chi non lo conosce e vi racconto anche inizialmente come sono arrivata io al centro di aiuto alla vita, questo per far capire un po' anche quello che c'è dietro, no? Un po' la storia. Io ho conosciuto Paola Bonzi per caso, ma io dico no, per caso che ha un significato, guidato, che è stata la fondatrice del centro di aiuto alla vita Mangiagalli. E da lì subito mi sono appassionata e ho iniziato a collaborare, poi noi ci sentivamo spesso, quasi tutti i giorni, non passava sera, per cui ci sentivamo proprio, lei mi raccontava tutto del CAV, di quello che accadeva, ma tutto, anche nei minimi dettagli, anche le cose proprio più organizzative, eccetera. Poi col senno di poi, no, uno fa un ragionamento, però lì per lì c'era proprio questo suo raccontare sia di se stessa che del CAV. E fino a quando nel 2019 è venuta a mancare improvvisamente. Io mi ero avvicinata al CAV, in quel momento stavo anche aspettando il mio secondo bimbo, in realtà è il terzo perché quello in mezzo l'avevamo perso, e quindi c'è stata questa concomitanza di situazioni per cui io, essendo in maternità dal mio lavoro, ho detto vabbè, mentre sono in maternità tampono un po' la situazione, perché io ero già nel direttivo all'epoca del CAV. E così è stato, per poi in realtà fermarmi definitivamente al centro di aiuto alla vita. E sono arrivata in un treno in corsa, perché immaginatevi Paola Bonzi, la fondatrice, qualcuno di voi magari l'ha conosciuta o comunque ne ha sentito parlare, che era l'anima del CAV, proprio tutto, cioè il CAV era lei praticamente, nonostante ci fossero appunto anche gli altri operatori. E per una sovrapposizione di orario che non mi sono accorto, e allora sono fatto un saluto là, e dove anche lì sono per bambini con malattie rare e con storie a volte commoventi, ed è bello che ci sia questo fiorire di tante iniziative. Adesso questo è un mese nel quale io sarò ad andare a salutare, a fare gli auguri da tante parti, questo è molto bello. Però adesso ascolto anch'io. No. Allora volevo ascoltare un po' dopo sì, dice qualcosa. Sì. Sono onorata che anche con un carico di emozione, grazie. Allora, stavo raccontando un po' qual è stata in primis la mia esperienza al centro di aiuto alla vita Mangiagalli e come sono arrivata al centro di aiuto alla vita appunto tramite la fondatrice, che fu Paola Bonzi, che è venuta a mancare nell'agosto del 2019 improvvisamente, e quindi diciamo è stato un incontro per caso, ma diciamo una chiamata, e quindi è stata poi una chiamata, io dico sempre telefonica, perché mi chiama un consigliere e mi dice guarda se puoi venire eccetera, e ci vorrebbe una persona come te, e dall'altro ho sentito poi una chiamata in realtà ben più importante. E quindi così è stato, ma diciamo, dico la verità, non è che sapessi esattamente tutto di CAV e di come funzionava tutto, eccetera. Lo sapevo tramite i racconti di Paola, appunto, che quotidianamente mi chiamava. E quindi sono arrivata e ho cercato di prendere in mano un po' una situazione di chi aveva fondato intanto il primo centro di aiuto alla vita all'interno di un ospedale. L'ospedale che è la Mangiagalli di Milano, che voi ben sapete, insomma, l'eccellenza per la maternità, ma dove ogni giorno purtroppo accadono anche tante interruzioni di gravidanza. E con tutta una struttura ben avviata che andava portata avanti, consolidata. E noi all'interno del centro di aiuto alla vita abbiamo professionisti, quindi abbiamo educatori, psicologi, consulenti familiari. Quello che è il lavoro più grosso e dove si fa un po' più fatica, e probabilmente è una fatica condivisa, è trovare le persone, no? Le risorse che siano volontari,
io parlo di operatori, poi che siano a titolo gratuito o con dei rimborsi, chiamiamoli così, però trovare quelle persone e formarle proprio per la vita. Quindi anche trovare, a volte mi trovo a parlare con dei ginecologi anche obiettori, poi dico ma siamo no, ma no, però in certi casi dico sei obiettore, in certi casi non ci sono in certi casi, no? Ecco, quindi stare sempre un po' attenti a scendere bene in profondità, capire chi sia di fronte, anche perché in sede di colloquio ci sono altri operatori, io non sono dentro con l'operatore a sentire cosa dice, no? Quindi dobbiamo fidarci l'uno dell'altro e di come vengono avviati i colloqui. E gli operatori, come penso anche succede anche qui, come tutti dicevi, tutta la vita, creano diciamo quell'ambiente, no? Che sia uno spazio fisico come qua, bellissima sede, di accoglienza e di ascolto. Paola Bonzi aveva fondato il metodo proprio dell'ascolto attivo e lo racconta bene anche nei suoi libri, dove l'operatore è lì per la mamma. Lì per la mamma cosa vuol dire? Che si mette totalmente in ascolto di quella che è la storia, di quelli che sono i suoi vissuti, le sue fragilità. Un ascolto attivo perché non è un ascolto passivo, no? Quindi si è lì per ascoltare e un ascolto sempre senza giudizio, in cui si fa silenzio e si fa silenzio oggettivamente, no? C'è silenzio, nel senso che c'è la mamma che si racconta, ma l'operatore deve fare silenzio anche dei propri vissuti, dei propri magari quelle tentazioni umane, no? Per cui siamo a volte portati a sovrapporci, a confonderci o a giudicare chi sia di fronte, e quindi cercare di far silenzio anche in questo senso. Per esempio, se una mamma di fronte a noi ci racconta una sua difficoltà, un suo vissuto, magari ha perso anche un parente da poco, ha perso la mamma, eccetera, e in quel momento l'operatore ha vissuto magari una cosa simile, ecco, l'operatore non può mettersi a piangere insieme alla mamma, se no ecco, per capirci, ma essere proprio lì in quel momento per lei, per chi sia di fronte. E addirittura Paola in uno delle sue video, anche interviste eccetera che aveva fatto, diceva proprio, per dirvi proprio far capire bene questo aspetto, diceva quasi non bisogna neanche soffiarsi il naso, cioè adesso se uno ha raffreddore per carità, però per far capire che quei 45 minuti, e non devono essere di più, ok, non deve essere un colloquio che dura ore, in quel momento siamo lì per la mamma, l'operatore è lì per la mamma o la coppia, se c'è poi. Intanto ci sono ancora le coppie, ci sono anche le coppie. Capita qualche volta da voi? Sì, no, ci sono, ecco. Anche se prevalentemente si fa sempre il colloquio con la mamma e poi si chiede se ha piacere che ci sia anche il compagno, il marito, insomma. Ciao. Buonasera. Scusa per il dettaglio. Ci mancherebbe. Vieni Leonardo. E quindi diciamo c'è questo spazio che deve essere predisposto accogliente. Per esempio noi siamo in ospedale e abbiamo cercato di arredarlo anche come un po' un salotto di casa, no? Per sentirsi proprio a casa, quasi in famiglia. C'è questo senso proprio di potersi raccontare senza giudizio e senza condizionamenti, quello che dico sempre quando si sente parlare di libertà, no? Perché ormai siamo invasi dico, ma una mamma che è appena stata lasciata dal compagno, dal marito, una mamma che ha perso il lavoro, che si trova fuori casa perché appunto condivideva magari la stanza con il fidanzato, diciamo il papà del bambino, come può essere così libera di decidere, no? Di scegliere? E quindi quello lì è proprio un tempo, uno spazio per lei per potersi raccontare e provare quell'esperienza di accoglienza che a sua volta le faccia accogliere il bimbo che porta in grembo. Questo è un po', diciamo, in sintesi quello che è un po' l'aspetto del colloquio. Poi ci sono tanti aspetti che bisogna tenere in considerazione, questo lo dico perché so che ci sono anche aspiranti volontari, insomma così.
e anche come ci si pone, come si sta seduti sulla sedia, come si guarda la mamma, ovviamente noi ci mettiamo a guardare l'orologio piuttosto che guardare per aria o metterci al computer mentre la mamma parla. Ci sono tanti aspetti che vanno tenuti da conto e proprio una volta terminato il colloquio, da noi funziona così, non so se è un modo anche per conoscerci, no? E per vedere anche voi, noi prepariamo proprio un progettino, un foglio, dove scriviamo quello che può essere l'aiuto che possiamo fornire alla mamma. E la mamma va via proprio con un foglio di carta in mano, in modo tale che possa avere il tempo poi di rileggerselo, di riflettere, di pensare. E poi se torna, come sapete bene, si prosegue con un progetto di aiuto. Ero convinta di averlo Un spento. po' di musica va bene. No, va bene invece. Questo progetto d'aiuto che si traduce in beni materiali ma anche in servizi, quindi beni materiali, pannolini, vestitini, ho visto un guardaroba meraviglioso di là, così anche noi, ed è bello ritrovarsi nei vari centri tutta la vita in Italia e ritrovare le stesse cose, gli stessi sentimenti, gli stessi valori. Però quello che è importante è che non è solo dare i pannolini, non è solo dare la borsa della spesa, non è solo dare il passeggino, ma trasmettere in quel dare quel senso di vicinanza, no? C'è sempre un messaggio comunque di vicinanza, di cura, di far sentire importante la persona che si ha di fronte, a prescindere dalle provenienze, da tutte le religioni, tutte le culture con cui ogni giorno abbiamo a che fare. E quindi io anche con i volontari che preparano i corredini, che preparano i vestitini, che preparano tutte le cose, dico sempre: mi raccomando, mettiamoli bene, con cura, proprio perché indirettamente percepiscano questa vicinanza e percepiscano il loro valore e quel valore che pensano di non avere o che gli hanno fatto credere di non avere. Perché quante mamme arrivano dicendo, penso così anche da voi, dicendo mi hanno detto che io non ce la farò mai, che non sarò in grado, che sono matta se metto al mondo il terzo figlio, perché non tutti arrivano al primo figlio, ma magari arrivano al secondo, al terzo, o anche al quarto, e quindi magari con lavori precari o con lavori che non ci sono, e quindi diventa sempre, diciamo, più complesso per loro nel far luce sulle proprie risorse. Quindi noi dovremmo essere un pochino, diciamo, quel faro che illumina quello che loro hanno, quindi non noi a dire cosa devi fare, ma diciamo illuminare le loro risorse in modo tale che siano loro effettivamente a prendere quella scelta in maniera consapevole. E poi questi progetti, cercare di tradurre questi progetti, questi percorsi in progetti concreti. Ad esempio adesso noi stiamo lavorando su dei progetti di inserimento lavorativo, di orientamento al lavoro e di inserimento lavorativo. Questo perché non siamo assistenzialisti, no? Ma dobbiamo cercare in quel periodo di 18 mesi, 12 mesi, il tempo che seguiamo la mamma, di renderla autonoma. Quindi quando ci dicono ad esempio: ah, ma voi dopo abbandonate le mamme come 18 mesi e poi le abbandonate, no, noi ci diamo questo tempo affinché in questo tempo il nostro aiuto sia utile, perché poi la mamma possa proseguire da sola. Quindi noi quel tempo lì ce lo individuiamo, diciamo, per poter essere efficaci, per darci anche noi un limite, se no andremo avanti all'infinito, no? E quindi anche quando ci ribattono un po' questo dobbiamo sapere anche rispondere, ok? E lo stesso vale anche per il discorso del lavoro, cioè il lavoro ci permette in questo modo che la mamma possa accedere poi a mutui, affitti regolari. Non so se da voi capitano, ma da noi la maggior parte hanno una stanza, poi a Milano costano, ecco, l'impossibile, magari in situazioni anche poco, insomma 3-4 una stanza, insomma così. E quindi il fatto di poter accedere comunque a dei servizi personalizzati di orientamento e di inserimento lavorativo a cascata permette loro di avere tutti dei vantaggi, delle situazioni più dignitose per loro. Quindi ecco, quello che è importante è saper valorizzare anche quello che viene fatto, saperlo anche comunicare bene. Al convegno
avevamo parlato anche di comunicazione, no? Nel saper anche raccontare quello che noi facciamo e come lo facciamo in maniera anche professionale. E saper unire sempre i due aspetti di vocazione e di professionalità, perché non basta la vocazione, non basta la buona volontà, serve anche un po' di formazione, di professionalità, così come non basta solo la professionalità, ma ci vuole anche, no, i buoni sentimenti, il cuore. Questo penso che sia fondamentale, soprattutto oggigiorno nel terzo settore, che siamo invasi da mille anche regole, no? Di protocolli, rules, DPO, non so, abbiamo di tutto anche noi commercialisti, tutti gli aspetti anche burocratici, dobbiamo essere, no, attenti anche a questi aspetti, così come per la privacy, così anche quando facciamo le raccolte fondi, dobbiamo cercare sempre di essere credibili, no? Trasparenti, in modo tale che nessuno possa dire niente, come è giusto che sia. E quindi anche visto che ci sono aspiranti volontari, tirocinanti, anche da noi arrivano, quindi sapere anche coinvolgere i giovani. E in che modo? Perché ai giovani spesso anche da noi arrivano, dobbiamo anche prendere atto che i giovani lavorano, studiano e quindi magari durante la settimana non riescono a dedicare tanto tempo, no? E quindi magari possono solo il sabato e la domenica, io apro anche il sabato e la domenica, no, vabbè. Però cercare di coinvolgerli valorizzandoli, nel senso che tante volte dobbiamo farci un po' un esame di coscienza, presentiamo ai giovani quello che noi abbiamo costruito, quello che noi abbiamo in qualche modo portato avanti, ed è giusto così, però dobbiamo anche essere un pochino aperti al cambiamento e cercare di valorizzare quelli che possono essere i loro contributi, no? Perché sennò i giovani dopo un po' se ne vanno, dico bene? E quindi cercare anche nei giovani, ma anche nei meno giovani, di cercare di capire intanto le motivazioni per cui si avvicinano al centro di tutta la vita. Per esempio, quando arrivano da noi dei nuovi aspiranti, chiamiamoli così, volontari, facciamo proprio dei colloqui e diciamo: ma come mai hai deciso di avvicinarti proprio al centro di tutta la vita e non magari a un'altra associazione? E già da solo questa semplice domanda si scoprono dei mondi, no? Cioè magari uno, vabbè, è andato in pensione piuttosto che non vuole stare a casa con la moglie, oppure qualcun altro dice: no, ma io in passato ho avuto una difficoltà legata alla maternità. Quindi ci sono tanti motivi che spingono ed è bene che saperli per riuscire a valorizzare e a coinvolgere nella maniera più opportuna. Per cui ci sono a volte volontari capaci, per esempio capaci e motivati, e lì è il top, proprio abbiamo trovato il volontario capace, motivato e magari anche disponibile, e abbiamo invece a volte dei volontari che magari sono meno capaci ma sono motivati, a volte volontari che non sono motivati ma sono capaci, quindi abbiamo un po' anche lì un mondo variopinto, e però dobbiamo cercare di formarli da dove non c'è formazione e di coinvolgerli, e ognuno per le proprie carismi, no? Per i propri talenti. Quindi c'è chi magari è portato a piegare, ha una pazienza infinita a piegare tutti i vestitini e si sente no, come dire, contento e felice, perché non è come deve arrivare al CAV e poi una tortura, no? E quindi magari invece c'è chi è più portato nel colloquio, chi è più portato nelle funzioni amministrative, quindi ognuno, e c'è anche qui una capacità di saper come dire, individuare, valorizzare, no, le risorse di ciascuno, le competenze di ciascuno. Quindi questi sono un pochino, diciamo, gli aspetti, diciamo, un po' gestionali, organizzativi da tenere presenti. E poi accenno brevemente al discorso anche della comunicazione, perché è molto importante, quindi saper comunicare al proprio interno e comunicare all'esterno. Comunicare al proprio interno
nel trasportare, diciamo, quella relazione che si viene a creare nei colloqui anche nelle relazioni tra i colleghi, dico colleghi, tra operatori, tra volontari. Se c'è un buon clima, no? Un buon clima di fiducia, di rispetto, di collaborazione, si riesce a essere più efficaci anche nel portare avanti un'organizzazione come un centro di vita alla vita. E se lo guardiamo più in grande, no? A livello anche nazionale, se io chiamo il centro di vita alla vita di Trieste, conosco Mariolina, conosco voi, insomma è diverso, no? Che se chiamo magari un altro centro di vita alla vita con cui non sono mai entrata in relazione, con cui magari sai che quella persona è un po' così, cioè quindi sono importanti anche questi incontri dove ci si vede di persona e dove si creano delle buone relazioni. E io trovo che sia meraviglioso poter alzare il telefono. A volte abbiamo una mamma che magari è di Trento, però viene a curarsi a Milano, però io so che posso chiamare il CAV di Trento, poi magari è stata trasferita in un'altra città, per cui posso chiamare un altro centro di aiuto, no? E è così bello che parliamo, come dire, la stessa lingua e abbiamo gli stessi valori, e così ancora più in grande a livello europeo. Per cui è importantissimo partecipare agli eventi del nazionale, del Movimento per la Vita, cioè non pensiamo al Movimento per la Vita italiano come qualcosa che è là, che deve, diciamo, servire ai centri di tutta la vita, no? Ma è come un po' una famiglia dove ci si aiuta. Quindi il Movimento per la Vita a livello nazionale è ovvio che è più, diciamo, istituzionale e meno operativo dei CAV, però sa benissimo quali sono le problematiche e le difficoltà dei CAV, ed è bene che i CAV partecipino alle attività del nazionale, perché è un modo per incontrarsi. Molti di voi eravamo al convegno, ci siamo conosciuti e possiamo entrare più in relazione. Bene, un po' di musica, l'ho detto. E così come anche a livello europeo, non so se voi sapete, ma i centri di aiuto alla vita sono federati al Movimento per la Vita Italiano, e il Movimento per la Vita Italiano ha fondato ed è anche federato alla Federazione Europea di One of Us, ok? E poi a livello internazionale, così faccio un po', siamo anche federati ad Arbit International, che ha sede negli Stati Uniti. Quindi voi immaginate quanto è grande, no? Anche per ampliare lo sguardo e per ampliare anche un po' quello che è l'approccio, no? Diciamo, non solo nel proprio territorio, che è importante, ma avere sempre uno sguardo più ampio e entrare in relazione anche con gli altri. Quindi ecco, adesso io non volevo togliere però tempo al vescovo. No. E volevo, cioè, per cui interrompetemi, io se voleva dire lei qualcosa, se no. Perché sono contento di essere Ecco, qua. perché mi sembrava di averla in qualche modo No. tacciata, non so come dire. No, sono contento di essere qua. E io vengo da Cremona, anche lì c'era un centro di aiuto alla vita, ero io poi in seminario, rettore del seminario, e in una sezione del seminario abbiamo fatto la sede bella del centro di aiuto alla vita e del consultorio di ispirazione cristiana. E una delle fondatrici si chiamava anche la Mariolina Garini, e le quali sorelle Bisonfi, non so se, ecco, persone stupende, per cui lo conosco bene, cioè di tutta la vita, e allora grazie, io pensando anche a loro dico grazie anche a tutti voi. La lettera pastorale di quest'anno, intitolata A cura di voi, a un certo punto c'è che la relazione è già una cura. La relazione è già una cura. Per cui quello che sentivo poco fa sull'ascolto, ecco, a volte ci sono, lo sperimentiamo tutti, no? Una delle gravi malattie del nostro tempo è la solitudine, per cui non hai nessuno che ti ascolta, non hai nessuno con cui parlare. Ecco, offrire uno spazio di ascolto, di relazione, consentire a una persona di raccontarsi, che già soltanto questo permette di chiarirsi un pochino. Poi se ci sono anche dei piccoli spunti che uno riesce a orizzontarsi, riesce a cogliere un pochino come certe sue paure, preoccupazioni, angosce, sì, però se collocate dentro una certa strada, poi magari vengono anche un pochino meno, non è detto, però può succedere. Ecco, allora, io
dobbiamo buttare giù qualche muro e allargare la sala, visto che ci sono tante persone, questo è bello, però sappiamo che è un'emergenza questa del trovare spazi dove una persona nella sua fatica è ascoltata, nella sua fatica è accolta, nella sua paura non si sente abbandonata e non si sente sola. E noi abbiamo un po' la necessità anche culturale, vorrei dire, di moltiplicare questi spazi, che a volte sono anche un pochino specialistici, diciamo così, per cui ecco che questo è con una sua identità e una sua finalità particolare, che è tutelare le vite più fragili. Ci sono già, perché quel bimbo, quella bimba c'è già, anche se non è ancora nato, ma c'è già. E addirittura c'è la possibilità invece di spegnerlo. E allora rilancio anche qui un pensiero, lo dicevo anche poco fa, questa associazione azzurra, che lì sono anche testimonianze bellissime di genitori che si prendono cura di bambini gravemente malati, ma con una dedizione. Adesso un papà adottivo e una mamma, questo papà è andato, questo signore è andato insieme a questa signora che aveva questo figlio gravemente disabile, a dirmi che però la mattina lì si alza con il sorriso e va a letto con il sorriso. Quanto amore ti sanno dare. Certo, però anche in mezzo a tanti sacrifici non è giusto sminuirli. Ecco, dicevo che in questa lettera pastorale a cura di voi, che vuol dire, è una citazione presa dalla prima lettera di Pietro, di insomma, non dovete preoccuparvi troppo perché Dio ha cura di voi. Questa è la citazione di San Pietro. Dio ha cura di voi. In un mondo nel quale tante volte noi siamo un po' affaticati, un po' angosciati, un po' individualisti, dicevo, la relazione è già una cura, ma soprattutto dovrebbe essere che recuperiamo la nostra identità. Noi siamo stati anzitutto i destinatari di una cura. Cioè, mi raccomando, non è che siete bravi qua perché fate i volontari e vi prendete cura di queste mamme con i loro bambini, ma per me, scrivo così, sono come un memoriale. Mi fanno ricordare che io sono stato accolto, io sono stato preso in braccio, io sono stato coccolato, io sono stato sfamato. E quando piangevo mi hanno fatto addormentare, mi hanno cullato, e così via, mi hanno protetto. E poi via via tutte le varie fasi della cura, anche istituzionale, la scuola, no? È un'istituzione di cura perché l'educazione è un proseguimento di questa cura. Ecco, anzitutto noi siamo destinatari di una cura e quando io incontro una persona fragile e vulnerabile, dovrebbe essere detto un memoriale per cui mi fa venire in mente che io sono stato destinatario di questa cura e ringrazio Dio che attraverso le braccia della mia mamma, del mio papà, attraverso i nonni, attraverso gli zii, io sono stato destinatario di una cura. E allora è un memoriale, ringrazio Dio, e per noi non è soltanto un atto etico prenderci cura, un dovere morale, sì, di giustizia, sì, questo, certamente, ma è anche incontro con Dio. C'è di mezzo un mistero divino. E fra poco inizierà l'Avvento, che anche Dio ha voluto entrare in questo mondo come destinatario di una cura, di Maria e Giuseppe. Dio si fa incontrare nella fragilità come un mendicante che ha bisogno di qualcuno che se ne prende cura.
un bimbo che ha bisogno di essere protetto dal freddo o sfamato. Ecco, allora per noi addirittura c'è qualche cosa di divino. Poi, ripeto, è anche un atto di giustizia, un atto etico e così via. Penso che ho detto in tanti luoghi con anche specializzazioni, in cui ce n'è una sua peculiare. E allora io ho colto volentieri l'invito perché mi sembra bello che, ecco, anche come vescovo, come chiesa, diciamo che grazie, voglio dire grazie, e che ci conto su di voi, e che è bello se siamo dentro questa, non soltanto la federazione mondiale, no, e così via, ma anche dentro una federazione che è quella che anche con tanti aspetti, tante fragilità che ci sono, le più diverse. Pensate, adesso io sono stato, adesso ero al Burlo, però anche lì quante sofferenze, quante fragilità che ci sono. Anche a Trieste ci sono bambini delle medie che tentano il suicidio, anche a Trieste. Per dire, ecco, su tanti fronti diversi noi la vita fragile siamo chiamati ad accoglierla e ad essere vicino, a spenderci, ecco, poi un po' anche i preti, io ripeto, mi raccomando, neanche Gesù Cristo ha risolto i problemi delle guerre, non ha guarito tutti i lebbrosi e tutti i paralitici e tutti i ciechi nati. Ecco, non riusciremo a fare tutto, vedete, andiamo in depressione, in angoscia, però quando incontriamo qualcuno ci siamo, ci disponiamo a metterci tutto noi stessi, il nostro cuore, ed essere un po' contagiosi, ricercare qualche altro volontario, così buttiamo giù i muri, perché bisogna davvero. E questo è bello, pensare che non risolveremo tutti i problemi, però quel bambino che nasce, quella mamma che si sente accolta, c'è una concretezza, c'è un qualche cosa di bello. E è vero, di fronte a tutto questo mondo, quando Madre Teresa di Calcutta, un giornalista, domanda: ma lei cosa pensa di fare di fronte a tutto il mondo con... E lei dice: ma vede anche il mare fatto di tante gocce d'acqua, io sono una goccia d'acqua, anche lei è una goccia d'acqua, ci sta, no? Ha detto il giornalista, lei ci sta ad essere parte di questo mare. Ecco, allora noi sì, siamo delle gocce d'acqua, che sappiamo purtroppo che i problemi sono grossi, no? Adesso si parla soltanto di 2 guerre, come se fosse soltanto la guerra in Ucraina e la guerra in Palestina, e ci sono 150.000 morti nella guerra in Sudan, e nessuno ha fatto una manifestazione a favore. Ma perché se si ammazzano tra musulmani sono vite che valgono di meno? E nessuno parla di questa tragedia. E poi sì, certo che c'è Haiti, e poi c'è il Congo, e poi c'è il Yemen, c'è il Yemen, e così via. Ecco, noi non siamo strabici e vogliamo fare un pochino con tutto il cuore, lì dove siamo e le persone che incontriamo. Beh, adesso sono qua, la vita nascente, le mamme, aiutarle a vincere alcune paure e offrire loro una speranza, per cui certo c'è il giubileo della speranza, finisce fra poco, ma la speranza dobbiamo andare avanti a diffonderla, coltivarla e così via, perché ogni bambino è già una speranza. Per cui grazie e grazie di cuore. Grazie, e soprattutto anche
mi ha ricordato che anche un altro sacerdote di Milano mi aveva detto la stessa cosa, perché prese un po' dal fare e mi aveva detto guarda che non è che puoi salvare tutto il mondo, per cui però effettivamente vabbè, un po' ci viene da dire, no? No, ma sono più lombardo, per cui a volte quest'ansia ci viene, no? Esatto, per cui mi ricordo che mi disse proprio stai tranquilla che insomma voglio dire, ecco. Però effettivamente e poi anche così mi sono anche segnata, no? alcuni spunti mi sono venuti in mente, tipo ecco, di cercare sempre di portare quella speranza, poi il titolo di stasera era poi testimoni di speranza, sempre con il sorriso. Io lo dico sempre che i miei volontari, mi raccomando, non perdiamo il sorriso, perché comunque portiamo, cioè ascoltiamo queste storie, quindi ci carichiamo anche un po' dei dolori degli altri, un po' le cose anche organizzative, un po' tutto, insomma ogni tanto anche noi siamo esseri umani, quindi ecco, non siamo dei supereroi, questo no, e quindi ecco, ricordarci di non perdere il sorriso e di fidare un po' di chi non ce l'ha mai, nel senso che insomma chi ha contatto con la vita, soprattutto la vita nascente, con la gioia insomma della bellezza del dono della vita, chi non sorride insomma forse c'è qualcosa che non so da risolvere, ecco, diciamo così. E quindi anche in questo l'importanza, dicevo prima, della comunicazione, è saper raccontare le storie, no? Che non vuol dire cadere nel pietismo, nel raccontare cose, però nella semplicità, nella verità, nella trasparenza, riuscire a raccontare, perché attraverso il racconto di altre storie si possono aiutare ad esempio anche altre mamme. Ci capita, adesso devo preparare un articolo per avvenire tra l'altro, perché ogni tanto ci chiedono appunto di raccontare queste storie, di portarle alla luce, proprio come messaggio, no? Dove una mamma leggendo si possa identificare, non solo una mamma ma anche chi legge, no? Possa ritrovarsi comunque in queste storie, ma chi di noi non ha un parente, un amico, qualcuno che sta attraversando o comunque ha attraversato delle difficoltà, no? E potersi ritrovare e portare questo messaggio di speranza. E quindi saper trasmettere quello che noi facciamo e le storie delle mamme è importante per gli altri, non per autoreferenzialità, non per essere noi protagonisti di non so che cosa, ma proprio per cercare di diffondere questa cultura della vita, della bellezza della vita. Quindi a volte anche io, milanese d'adozione, è presa dal fare, dal cose, cioè dico che devo anche scrivere l'articolo, mannaggia, no? Così. Però effettivamente è importante, no? Saperlo, cioè poterlo raccontare, già che abbiamo anche questo spazio per poterlo fare, voi sapete che Avvenire insomma ci sostiene molto, e quindi trovare anche le storie, così come sulla nostra rivista del Sì alla Vita, spesso diamo voce, no? A queste storie e soprattutto poi anche avere una coerenza nella nostra vita, che è importantissimo. Facciamo un po' attenzione, ad esempio se uno è insomma, parlo di me, dai, se io sono la direttrice del CAV e poi sui social ho una mia pagina, non so, di social dove faccio tutt'altro, adesso invento, sono anche poco credibile. Quindi adesso ho fatto un caso un po' così estremo, diciamo, però cercare sempre di avere una coerenza tra quello che si fa, tra quello che si è e i messaggi che portiamo, ok? E non è così scontato, perché io ogni tanto vedo qualche pagina e dico, ma insomma, qualche dubbio mi viene, poi per carità non è una questione di giudizio, però è una questione proprio di creare credibilità e fiducia in quello che noi facciamo. E se noi non giudichiamo nessuno, diciamo che ascoltiamo le mamme senza giudizio, e poi su Facebook per dirne uno, non so, scriviamo commenti di qualsiasi argomento in maniera un po' così aggressiva. Diciamo, dico, ma sarà vero che ascoltano le mamme senza giudizio questi qua? Cioè, ma forse ne ha, ecco, per capirci, ha portato un esempio un po' così esagerato per capirci. E quindi sapere, ecco, diciamo, quando si dice testimoni di speranza, vuol dire poter portare quello che viviamo tutti i giorni all'esterno e in maniera credibile, in maniera comunque gioiosa, che non vuol dire ridacchiando, ma in maniera, ecco, diciamo di bellezza. E poi anche
Questo perché? Perché dobbiamo portare un messaggio che la maternità non è solo un fattore individuale, non è che riguarda solo la mamma, non è perché oggigiorno sente dire, vabbè, sei incinta, problema tuo, risolvitelo, già problema non è la parola più adeguata per una donna incinta, però per capirci. Però dobbiamo recuperare questa dimensione sociale, no? Una volta c'era a livello diciamo di rete, no? la mamma incinta, il marito, insomma, la famiglia, e man mano si allargava una rete che le poteva sostenere. Questa rete si va sempre più, no? Affievolendo, per cui queste mamme sono sempre più sole e a livello di società non viene percepita questa solitudine, questa mancanza. Poi va bene i bonus, tutte le cose welfare che vengono in aiuto per le famiglie, però questo pensare a livello proprio culturale, no? Che la vita non riguarda solo ed esclusivamente la mamma, ma tutti siamo chiamati a difendere la vita e spesso ce lo dimentichiamo. E c'è una frase di Paola Bonzi che ho appeso una targhetta, diciamo, lì davanti vicino al nostro cava, che lei poco prima di mancare, era maggio ad Assisi, aveva detto: un bambino non nato non mancherà solo alla sua mamma, ma mancherà a tutti noi, ed è per questo che noi li vogliamo tutti. E questo fa capire proprio questa dimensione, no? Diciamo universale, ecco, della vita, quindi della bellezza della vita nascente. In una società che è sempre più orientata, no? Allo scarto, eccetera. E infine un altro aspetto su cui è importante comunque formarsi, sapere, conoscere, è capire anche in che contesto stiamo lavorando. Quindi non siamo ginecologi, o magari tra di voi c'è qualcuno non lo so, non siamo magari ostetriche, non siamo degli scienziati, però dobbiamo sapere cosa sta succedendo nel mondo, dobbiamo sapere che ci sono le pillole del giorno dopo, del mese dopo, come funzionano gli aborti appunto chimici. Ci poniamo sempre l'interrogativo, ma arrivano sempre meno mamme diciamo col certificato, chiamiamolo così, di interruzione gravidanza, arrivano sempre di più mamme diciamo con problemi in generale, economici, sociali. Allora uno dovrebbe dire, beh, meno male che arrivano meno mamme senza, no? Che non vogliono interrompere la gravidanza. Però poi andiamo a vedere bene come stanno le cose, forse ne arrivano meno perché accedono ad altri tipi, no? di interruzione gravidanza. E allora come li si affronta? Come si può intervenire? Noi non siamo quelli che andiamo in piazza, che fanno, no? Quelle cose lì, però dobbiamo intanto saperne, ok? Per saperne e sapere anche rispondere e poi queste cose ci devono far riflettere per cambiare, se c'è da cambiare qualcosa anche nel nostro modo di lavorare e di operare, ok? E quindi è importante capire in che contesto e avere uno sguardo sempre aperto e attento a tutto quello che sta succedendo fuori da noi. Quindi non basta dire non vengono più le mamme, dobbiamo fare qualcosa. Che cosa? Lo vediamo insieme. Okay. E, come dicevo prima, noi non siamo quelli che vanno in piazza ma non per altro, ma perché così non risolviamo niente, no? Cioè lo scendere in piazza e creare quelle polarizzazioni, quegli ideologismi così non risolvono, cioè anzi noi siamo quelli che magari in maniera più silenziosa, no? Però ci siamo, come diceva bene prima anche il vescovo, e ci siamo per la mamma, non per noi. Okay? Quindi fatto attenzione anche a tutti, me compresa, attenzione a non cadere in quella tentazione umana, in quel tranello. E c'è il cappellano del nostro policlinico che ho detto questa frase, me la segno, me la scolpisco, me la rileggo tutte le sere, che ha detto una volta in un'omelia, ha detto: bisogna far strada alla vita e non farsi strada con la vita. E pensate quanto è importante, no? A volte modificare solo un piccolo verbo, e questo è importante, dobbiamo sempre tenerlo a mente. Insomma, poi se voi avete anche qualche domanda mentre parlo,
vi ritrovate, non so, poi ci sono gente nuova, gente, non so, io dopo scontrato, però Mi magari... fermerei sull'ultima frase, Ecco. guarda, credo che nell'esperienza non facciamo tanta strada con la vita perché continuiamo a essere un po' sempre penalizzati proprio per aver fatto questa scelta di occuparci del concepito, no? Sembra una cosa un po' fuori tempo, un po' conservatrice, non si riesce a cogliere, e quanto è invece progressista. Perché pensare al bambino concepito, uno di noi, e diciamo trovare una ulteriore frontiera da abbattere, no? Dopo che sono stati abbattuti i muri nei confronti dei persone di colore, delle donne, eccetera, ma il concepito è ancora uno che non ha attenzione, no? Quindi è una battaglia di progressismo, ma è considerata invece di retrovia e di conservatorismo, e questo ce lo sentiamo un po' addosso da tanti anni, quindi è difficile che uno faccia strada. No, ma io lo dicevo più nel senso perché quando c'è questo senso, no, di salvare il mondo, di, non so, lo dico con tutta l'umiltà del caso, non so come dire, però di sentirsi un po' protagonisti, ecco. Con questo non vuol dire che non facciamo qualcosa di importante, una missione importante, però dico attenzione che ogni tanto magari ci potrebbero essere anche questi, diciamo, questi risvolti, ecco, diciamo così, ma poi uno lo sa nel suo intimo, non è che sono qua a puntare il dito a nessuno, era così per sottolineare un aspetto che continuiamo a sentire il peso un po' di un'ideologia che ci mette all'angolo, ecco, questo lo vediamo purtroppo in tante situazioni, che ci permette in certi casi di non fare delle cose che potremmo fare anche utilmente, magari parlare di più con i giovani, ma insomma è tutto un po' difficile perché ci appiccicano appunto questo rifiuto, diciamo, ecco. Ma insomma noi andiamo avanti comunque convinti che cerchiamo di fare in umiltà, come dicevi giustamente, e anche senza clamori particolari, insomma, quello che si può fare. Sì, ma anche proprio nella relazione con la mamma, cioè non sentirsi noi che, come dire, diamo o ragioniamo o facciamo o farlo in questa modalità, perché comunque viene percepita dall'altra parte, no? E anche involontariamente alle volte, però ecco, teniamoci sempre questo dubbio di non cadere in quella situazione, cioè io faccio sempre forse anche troppo autodiscernimento, non lo so, proprio per evitare questo, proprio perché insomma siamo stati magari un po' abituati così, no? Ti do qualcosa, insomma, potresti anche dirmi grazie, no? Non so se a voi capita, però a volte i volontari dicono vabbè, però quella lì poteva tornare indietro a ringraziare, dopo tutto quello che abbiamo fatto, e dico vabbè, ma noi non siamo qui per, no? Per questo, per essere ringraziati, quindi lo dicevo un po' in quest'ottica qua, insomma, poi non far del bene se non sei disposto ad accettare una gratitudine, cioè questo. Sì, diciamo così. Poi sappiamo che tante volte invece è più quello che riceviamo che quello che noi diamo, per cui però è vero che talvolta, che vuol dire anche magari quante ferite, quante sofferenze c'è nel cuore di quella persona, a volte non è perché vogliono offendere noi, ma perché sono proprio dentro una gabbia di problemi per i quali non vedono la via d'uscita. Io ricordo una volta, più di una volta, vi porto ad esempi proprio concreti, tipo c'è una volontaria che diceva guarda, quella lì è arrivata col macchinone, allora chissà, per dire, quell'altra aveva tutti i gioielli, allora sì, figurati, vieni qua a prendere i pannolini, e così. Quell'altra, insomma, c'erano vari, no, commenti e io ho sempre detto, ma non sappiamo quel macchinone da dove arrivi, com'è che non sappiamo, magari sono due catenine, magari ci ha affezionata, gliel'hanno regalato, cioè perché dobbiamo andare noi a giudicare in base? E ricordo anche ai tempi di aver fatto questa domanda a Paola e le avevo detto, quando ancora proprio mi avvicinavo al capo, avevo detto, senti Paola, ma se qualcuno arriva e ti dice che è in difficoltà, però non è vero, no? Come facciamo a saperlo? Tu chiedi l'ISEE, chiedi qualcosa, io c'è proprio la domanda terra, no?
E lei mi rispose così, fa: guarda Silvia, chi fa così, cioè che mettiamo in brogli, diciamo così, vuol dire che ha più bisogno di tutti gli altri. E io poi nel dubbio non rischio, no, la vita di un bambino, eccetera, così, per cui vi aiuto. E vorrà dire che quello poi ci penserà, no? E questa cosa qua mi è sempre rimasta come sguardo, come prospettiva. Per cui ho sempre detto, e lo dico sempre anche ai volontari, voi non vi dovete preoccupare, perché magari anche quella mamma che arriva il giorno in magazzino e prende 4-5 giacche ne avrebbe bisogno di una, voglio dire, non è che uno si mette 5 giacche insieme, dico, però che ne sappiamo, magari lei ha un senso di riempire dei vuoti, delle cose che comunque sono seguite dagli operatori, eccetera, quindi prenda quelle 4 giacche, poi glielo spiegheremo nel percorso che facciamo, no? Però non fermiamoci lì a giudicare, cioè non è quello il focus, no? E però capisco che, insomma, a volte, no? Anch'io vedo delle situazioni che, insomma, però dobbiamo spostare un po' la prospettiva, ecco, un po' questo. Se posso permettermi, questa vostra, intanto grazie per il lavoro che fate, questa vostra prossimità alla donna, mettere in evidenza che abbiamo fatto. Lo dico essendomi occupata per tanti anni di comunicazione ecclesiale con l'esterno, diciamo, con i lontani, no? Per arrivare ai lontani. E questo è un elemento che io metterei in valore. Perché oggi è stato detto, è stato accennato, siamo in un contesto di cultura dello scarto, come diceva Papa Francesco, no? Molto forte. Appunto che abbiamo l'aborto in Costituzione in alcuni paesi, vedi la Francia, la stessa Unione Europea sta parlando di mettere l'aborto, no, nella Carta dei diritti costituzionali, quindi siamo al sovvertimento proprio dell'ordine, no? E molto spesso questa disumanizzazione del nascituro è passata attraverso una conflittualità che è stata proposta, donna, bambino, no? Madre, figlio. E siccome il mondo vede e sente il diritto, tra virgolette, del più forte, di quello che si vede, già c'è, si fa sentire, va in piazza, manifesta, pensiamo alle femministe, no? Ai cortei, ecco che la donna è quella che il diritto della donna, l'autonomia della donna, la scelta della donna, è quello che viene per primo, no? Allora io trovo molto bello e trovo veramente che sia l'altra storia dell'impegno cristiano, invece il fatto di riuscire a tenere insieme i due, quindi et, non out, che è quello che voi praticate voi, quello che voi fate. E questo credo che sia, si parlava prima di comunicazione, dal punto di vista della comunicazione, un capitale, tra virgolette, molto prezioso da portare e da far conoscere, perché il vostro lavoro magari è misconosciuto anche, no? Molto spesso si sente, sono quei centri dove si costringono le donne, no? a portare avanti le gravidanze a tutti i costi, no? E allora il messaggio da dare, no? Cioè da mettere, non è che si privilegia uno o l'altro, si tengono insieme, si può mostrare che tutte e due le vite è importante che convivano, aiutandole in tutti i modi possibili, no? Con tutti i sistemi possibili. L'importante è che appunto vengano entrambe rispettate, perché sappiamo che se poi il principio è quello della vita, di vite sacrificabili, poi il limite non c'è più, ecco che abbiamo le guerre, ecco che abbiamo, allora non ci sono più neanche i criteri per dire lì ammazzano i bambini, lo stiamo facendo noi e lo facciamo da anni e lo mettiamo in Costituzione. Per cui è tanto importante questo, è quasi uno scornicciamento, è una tecnica che si chiama, no, di reframing, è quasi uno scornicciamento di quella che è l'immagine percepita, diciamo, del cattolico, no? Cioè, sono quelli che obbligano le donne che non vogliono, che non possono, che poverine hanno sofferenze, di solito si tira fuori sempre il caso limite, no? La violenza, è sempre così, no? Cioè, c'è un caso, no? Ecco, chi è stato violentato? E invece voi fate un lavoro che non usa violenza sulla donna, che non costringe, che non forza, ma che aiuta e che mostra che si possono tenere insieme i diritti, diciamo, che questa società oppone e vede soltanto i diritti del più forte, e che lo si deve fare per il bene di tutti proprio, perché è una questione di ragione, no? E secondo me questa opzione positiva, che è quella che ci chiedeva di mettere in evidenza Benedetto, è qualche cosa che
che non bisogna stancarsi di fare, che è sorprendente se non si fa, perché tanta gente non lo sa, non lo sa. Quindi comunicate anche con l'esterno, Sì, infatti. in questo senso. Riprendo un po' questi ragionamenti che mi portano, sono cose già dette, però una sottolineatura, proprio anche in questa comunicazione che avviene certamente anche attraverso i mezzi di comunicazione. Per cui fate un articoletto, lo mettiamo sul Domenicale e così via, rilanciamo e così. Ma però proprio quella cura che si diceva, non so, cerchiamo di trovare il lavoro piuttosto, se si moltiplicano un po' le forze, le competenze e così via, perché anche questa è la comunicazione, c'è questa mamma ha tenuto il bambino e io vado a bussare, che so io, all'assessore, all'assistente sociale, a quell'altra realtà e così via, perché voglio trovargli il posto di lavoro, perché voglio che non sia più in quella casa dove non c'è dignità, in quella stanza dove sono in tanti e così via. Perché questa è una comunicazione che riscatta che per noi l'unica cosa importante è che non facciano l'aborto. No, noi siamo invece che vogliamo che vivano bene, e che questa mamma con il suo bambino possa dire bene. Per cui la comunicazione è anche presso enti, realtà, istituzioni e così via, che gli mostriamo che a noi sta a cuore la difesa della vita e glielo diciamo anche attraverso queste modalità. E secondo me in questo servono anche le fantasie dei giovani, le loro conoscenze, le loro modalità e così via, perché allora moltiplichiamo questa comunicazione, che ce n'è un gran bisogno, ce n'è un gran bisogno. Sì, sì, infatti a me capita spesso, per esempio anche per partecipare, adesso sposto un attimo ma il concetto è questo, per partecipare a dei bandi, per partecipare a delle situazioni eccetera così, mi chiedono sempre un progetto, no? E dico, cosa c'è di più importante di una vita, cosa c'è di più concreto, perché magari per tutte cose nobilissime, però per restaurare un padiglione, per regalare una cosa, si fa più velocemente o comunque si riesce più nell'immediato. Quando mi chiedono mi presenti un progetto, no? Allora da lì mi è partita sta cosa e è uno sforzo che bisogna fare, però bisogna farlo, di creare progetti e percorsi proprio in questa direzione che si diceva per le mamme. Quindi anche il progetto di inserimento lavorativo, per esempio nel nostro caso è servito per poter intanto partecipare a un bando, cioè serve alla mamma in primis, però diciamo è servito a livello così per partecipare a un bando, coinvolgere quindi un bando del terzo settore di Regione Lombardia, fare un convegno alla fine dove sono intervenute aziende, sono intervenuti anche parte degli assessorati eccetera, sono stati coinvolti diversi enti, per cui si è riuscita ad arrivare a far parlare il CAV e del CAV in contesti dove altrimenti non saremmo mai andati. E di fatto sì, si è parlato di aborto, ma come dire, no? In maniera indiretta in qualche modo. Per cui a volte per far passare certi messaggi c'è bisogno anche di trovare proprio delle situazioni, degli aspetti dove difficilmente se no non riusciresti ad arrivare in qualche modo, anche per dare quella credibilità di competenza che dicevo prima, no? Che spesso non viene percepita. Cosa dicono dei CAV? Sono quelli che danno i pannolini, sono quelli che danno i passeggini, sono quelli che fanno il lavaggio del cervello alle persone e finisce lì. E ad esempio adesso sono stata in Università Cattolica e vi dico proprio cosa mi è successo. Una professoressa con cui sono in contatto mi ha chiesto di tenere una lezione nel percorso della facoltà di pedagogia. Ho preso un attimo così, ho detto pedagogia, le competenze educative eccetera, poi adesso stiamo lavorando anche a una ricerca e però questo mettermi lì a preparare la lezione mi ha costretto a me a mettere giù degli aspetti in luce del CAV, dell'operato dei centri di tutta la vita, sugli aspetti delle competenze educative che se no altrimenti non mi sarebbero neanche mai venuti in mente, non so come dire. E ha permesso che io potessi tenere una lezione a dei giovani studenti universitari, ma se io entravo in università a dire, come è successo ahimè in altri contesti, oggi si parla della vita nascente e dell'aborto, succedeva al finimondo come è già successo in passato, ecco.
Quindi cioè, bisogna trovare anche il modo per comunicare realmente quello che si fa e poter, se no diventa Infatti c'è un sistema che diciamo è quello di trovare l'intenzione positiva nell'altro, no? Anche in chi diciamo la vede in modo molto diverso e sostiene magari un altro modo di pensare, c'è spesso dietro comunque, visto che siamo in una società, qualcuno dice post-cristiana, no? Comunque c'è l'humus è quello, c'è uno scrupolo, c'è un valore, magari mal espresso, magari spurio. Poi magari c'è anche qualcun altro che non aiuta, che magari si dichiara pro life, pro vita, pro coso e magari vanifica anni e anni di silenziosa, tenace operosità a favore della vita, perché vanno in piazza anche con immagini, con modalità comunicative che non ci appartengono e magari fanno più rumore loro a livello anche di visibilità, di comunicazione, pur con gli stessi contenuti, quindi non è che vanno a dire cose che non sono vere, però con una modalità di comunicazione che non ci aiuta nel nostro lavoro, e questo dobbiamo averlo ben chiaro. Abbiamo ben chiaro. Però purtroppo anche nel nostro interno ci sono tante persone che sono attratte più da quella modalità Perché è comunicativa. un modo anche per reagire, no, alla violenza, perché poi c'è tanta violenza anche dalla parte opposta. Lo so. Quindi è un modo così Guarda, io semplice. sono stata vittima in università statale di quell'episodio, non so, l'avrete letto tutti i giornali, io non ho aperto neanche bocca, sono finita su tutti i giornali stando in silenzio, per dire. E se parlate più dei CAV stando in silenzio che se io mi fossi alzata a prendere a schiaffi tutti quanti. È ovvio che c'avevo un po' il ribollo dentro da vedere queste sceneggiate, però silenzio, cioè non è quello il nostro modo. E anche quando sei lì che sei un po', come dire, che ti tenta, ti istigano, non so come dire, bisogna riuscire ad avere quell'equilibrio, quella serenità del nostro lavoro e di come lo portiamo avanti. Per questo dicevo l'attenzione che voi prestate alla prossimità, altra parola che era cara al Papa che abbiamo avuto. Quando questa prossimità che voi avete alla donna è qualcosa che questa società non può non avere a cuore, ha molto a cuore, almeno a parole lo dice, no, in tanti modi, al punto che addirittura contrappone, no, i due, però è un valore aggiunto per voi ed è l'intenzione positiva dell'altro con la quale potete trovare il punto di incontro per poi farvi ascoltare. Dobbiamo su far questo. parlare le mamme, che sono le vere protagoniste, Certo, le mamme e il certo. papà, perché i papà sono anche loro vabbè, adesso non apriamo tutta la parte sui papà, però quanti papà non sanno di essere stati papà? Perché la legge consente alla donna di poter fare quello che vuole e non c'è dialogo di coppia, non c'è dialogo. Quanti papà vorrebbero quel figlio e non hanno voce in capitolo? Quindi anche la figura del padre purtroppo è stata estromessa completamente, no? Quindi anche la valorizzazione delle storie di famiglia, le storie di questi sia alla vita hanno un impatto diverso, cioè diverso se vado io a tenere un incontro, vabbè, qui siamo qua tre di noi, qua ci capiamo, non so come dire. Diverso se con me viene una mamma a raccontare la sua storia, cioè è un altro peso, no? Un altro significato. Allora anche lì a volte mi chiamano e dico un passo indietro, se riesco a trovare la mamma per la privacy, per tutto quanto che si sente, che però venga e racconti lei. E vale molto di più una testimonianza di una mamma diretta che non quello che posso raccontare io per fiducia. No, d'accordissimo, la gente si lascia più convincere giustamente da un racconto che da una lezione, no? Soprattutto oggi. Io ve l'ho portata una testimonianza, se volete però giro il computer e ci proviamo. Dai, vediamo un po' se riusciamo. E intanto dico anche questa cosa, è importante che siamo consapevoli che tutti dobbiamo collaborare per una cultura della vita diversa, tutti, e coinvolgere altri. Cioè non deve essere un'azione che si restringe dentro le mura del mercato, proprio perché i bisogni di questa donna, di questo bambino, di questo papà, talvolta necessitano anche interventi che talvolta possono venire da delle istituzioni, ma noi sappiamo che talvolta anche le istituzioni faticano. Cioè io ho in mente che ecco, qualche volta, a volte ripeto non ce la facciamo, però qualche volta si riesce ad attivare le comunità
il vicinato, si trovano dei nonni adottivi, degli zii adottivi, per cui quella mamma che però l'unico posto di lavoro che ha trovato deve alzarsi alle 5 della mattina, e a chi lascia il bambino? E ci sono dei vicini di casa, no, sono dall'altra parte, ma che quando capita quel turno quella bimba va a dormire dai nonni, che sono nonni adottivi perché non sono, ma che accolgono. Io ricordo, ero parroco, c'era un signore che gli avevano portato una gamba, però lui tutta una vita di attenzione all'altro e così via, ma a un certo punto, negli ultimi anni, gli avevano amputato la gamba, e di sopra c'era che abitava una famiglia con 3 bambine, e loro erano diventati i nonni, e lui sentiva che piangeva l'ultima nata, e che poi è un battezzato, era una famiglia di origine albanese, però il papà faceva il barista, aveva il bar, e la mamma con questi 3 bambini. E diceva alla moglie: senti come piange la bambina, dai, vai a prendere, e diceva i nomi delle altre 2 bambine più grandi, portale giù, così tanto la mamma riesce a far addormentare l'altra e così via. E sua moglie andava di sopra, prendeva le 2 bambine, le portava giù. Quando questo signore è morto al funerale, queste 2 bambine, con le 2 più grandicelle, erano nel primo banco, piangevano perché era morto il nonno, baciavano la bara insieme alla figlia di questo signore, no? Allora, pensate, un uomo con una gamba amputata, con la sensibilità che spingeva la moglie, e la loro casa rifioriva dalla presenza di questi bambine piccole. Ecco, allora, noi dovremmo allargare una cultura della vita nella quale non abbiamo paura di esporci, di aiutarci, di sostenere la famiglia che ha difficoltà, la famiglia che non ha qui parentele, ma i problemi di lavoro, dei turni di lavoro, o di avere più di un bambino, e dove se uno ce l'hai ammalato, come fai a portare gli altri a scuola se non hai nessuno? Hai bisogno di qualcuno che ti dà una mano. Se non ritorniamo a quella prossimità che è cultura, ecco, questo non basta che il vescovo faccia le prediche, e non basta che il CAV faccia bene il suo servizio qua, ma è una cultura questa, una vera cultura che siamo chiamati tutti a portare. Prego, ho dato un po' di tempo. Sì, no, ma dico anche un'altra cosa che è verissima. Io sono dentro le chat dei genitori dei miei figli, no, di scuola, e a un certo punto, proprio combinazione, che tra l'altro sapeva che lavoro facevo, una di queste mamme dice: sono in crisi perché la mia babysitter, che stamattina avrei dovuto licenziare, mi viene a dire che è incinta. Qualcuno conosce un avvocato? Anche io leggo questo messaggio e ho detto: mamma mia, questa che si deve essere resa conto, dopo tipo 2-3 minuti mi chiama: senti, ma se te la mando al cavo e voi la aiutate? Ho detto: sì, manda al cavo, senza andare tanto lontano, no? Ecco. Oppure anche nei messaggi a volte tra le mamme, eccetera. Ma io dico: perché raccontare sempre le fatiche, la maternità come qualcosa di, soprattutto in persone che non hanno grossissimi problemi, no? Diciamo, tipo, cioè, anche saper raccontare la bellezza, la gioia, no? Cioè, io torno a casa, sono strafelice di abbracciare i miei figli, e possono aver fatto anche aver preso brutta volta sua, cioè, però, ecco, cioè io vedo anche nella cultura generale, no? Delle mamme, sempre questo di i figli, meno male sono arrivati noi, sono presi, adesso io finalmente una settimana, cioè, mamma mia, sembra che è una tortura, no? Cioè, ecco, non si riesce mai a trasmettere una volta su ogni 2 magari una gioia, ecco, c'è qualcosa che forse non torna. Comunque, vabbè, insomma, questo lo vivo proprio banalmente tutti i giorni, Comunque vi giro, vediamo se riusciamo a girare il computer, però mi spiace che lei la sente, insomma.